presidente della regione siciliana, ci guideranno la trasmissione Totò Cuffaro, eccolo qua che arriva. Buonasera. Buonasera. Buonasera, prego, si accomodi. Buonasera. Buonasera Presidente. Sì, vabbè, d'accordo. Buonasera, scusate, devo fare un'intervista seria, dopo fate l'applauso. Buonasera, scusi Presidente. Innanzitutto ringrazio tutti i siciliani qui presenti, quelli che sono assenti, il pubblico da casa. È preciso, e dato è straordinario. Cosa pensa della proposta importante, peraltro, di far votare gli extracomunitari? Lo sgrimendo di centro-destra sembra legato in una proposito di legge che può sbaccare la maggioranza. Aiutami, che... sì, intanto buonasera. Buonasera. Aiutami che non capisco. Un altro, Presidente. Perché mi baciate sempre? No? Perché è soprannominato Uzzuma Savano. No, e noi vi chiediamo scusa, ma forse qui a Catania non è ancora molto venduto. No, dai, no! E per interpretare quello che dice il nostro Presidente ci vuole il cuffabolario. Allora approfittiamone. Ne approfittiamo subito. Presidente, vorrei spezzare un'arancia in favore di questi immigrati. che vuole fare? Vorrei spezzare un'arancia in favore. Non è meglio facciamo un sa mangiare. Lei, Presidente, che vuole dire? lei vuole sempre scherzare, io invece lo dico col cuore in mano. Io voglio il pene di tutti questi immigrati. Vuota, questa non ce l'ha messa. Vuoi fare una dedica al pubblico d'insieme con la voce del Presidente? Una dedica tua, così. Saluto tutti insieme e da solo. L'assassino, Presidente. Alessandro Veloso e Gianni Nanfa. Restate. Resti, Presidente, resti. Mamma mia, vabbè. Noi abbiamo fatto questo sketch così davanti a lui e alla fine mi ha detto complimenti.